il nostro ospite. Ci vuole il gingolino apposito, credo, perché così entriamo formalmente nel nostro Qui Parlamento. Esatto, nel nostro Qui Parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega al Senato. Io do il benvenuto e il buongiorno al senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato, componente anche della Commissione per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, di cui abbondano purtroppo le cronache anche di questi giorni, Certo. nonché componente Buongiorno a lei e a Buongiorno. tutti gli ascoltatori. Concludevo con componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Commissione di vigilanza RAI, sulla quale è meglio non spendere parole perché dal 95 attendiamo che sia privatizzata come avevano scelto i cittadini, la RAI. Vi si ricorderà, 11 giugno 95 i cittadini italiani dissero privatizziamola, questa bella compagnia radiotelevisiva italiana. Certo. E siamo sempre là. Comunque, mi perdoni, sto divagando perché noi in realtà oggi ci occupiamo di una cosa della quale si è occupato in prima persona anche lei, il disegno di legge per contrastare il bracconaggio ittico nei laghi. Il Senato ha approvato questo disegno di legge contro la pesca di frodo, sostanzialmente nessun senatore ha votato contro, 56 delle opposizioni si sono astenuti, il provvedimento passa alla Camera. Tanto tempo fa ci occupammo anche della pesca di frodo sui fiumi, in particolare il Po. Il fenomeno non è di lieve entità, no, senatore Bergesio? No, guardi, lei l'ha definito come bracconaggio ittico sui laghi, ma è nelle acque interne, praticamente le acque dolci. Questo diventa un tema molto molto importante perché ormai da molti anni, parliamo da oltre 10 anni, nei fiumi e soprattutto nei canali di tutto il nord Italia si è diffuso quel fenomeno complicato, complesso, ma è un po' mafioso del bracconaggio ittico, cioè della pesca di frodo. Soprattutto, guardi, nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e nel delta del Po, perché è molto molto importante. I bracconieri ittici provengono, in questo caso, dall'est Europa, soprattutto Sì. dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Moldavia, e addirittura riescono a pescare anche 500-600 kg. Quindi diciamo che è un pesce, fenomeno che si è consolidato nel tempo, perché mi ricordo che tanti anni fa ne parlammo e già si erano individuati, tra virgolette, i principali colpevoli. Sì, ma soprattutto perché questi praticamente erano attivi sull'asta del Danubio. Poi quando nel 2012 il Danubio fu riconosciuto riserva della biosfera e patrimonio dell'UNESCO, a quel punto si sono spostati nel delta del Po, che è una delle zone più ricche e più comode d'Europa per loro per attivarsi. Questi pescano di sfrodo, li lavorano magari in cascinali che sono abbandonati senza nessuna misura di sicurezza, tracciabilità eccetera, li mettono in questi secchielli con ghiaccio e poi mandano tutto via così come se fosse non una merce da cibo, cioè, ma fosse un qualcosa che comunque poi vai a rilavorare per altri utilizzi, e questo è un danno enorme. Allora siamo intervenuti noi pesantemente per quanto riguarda l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, in pratica perché noi siamo andati a legiferare quell'aspetto di escludere tutte le attività professionali per quanto riguarda le acque interne e soprattutto di dare la possibilità alle regioni, soprattutto alle regioni a statuto speciale, province autonome, di legiferare in Veneto anche soprattutto su questa materia se avessero delle deroghe da fare. Però abbiamo individuato 8 grandi laghi che sono quello praticamente il Lago Maggiore, il Lago di Varese, il Lago di Como, quello di Iseo, di Garda, di Lecco, il Trasimeno, il Bolsena e Bracciano, e ulteriori 22 piccoli laghi minori dei quali praticamente viene vietato questo tipo di pesca, perché se no noi siamo in una situazione praticamente drammatica. Ecco, senatore, che cosa si Poi può... c'è il tema, le aggiungo ancora questo, il tema qual è? Perché questi sono venuti via dalla Romania e da altre parti, perché sono venuti dalla Moldavia, sono venuti da noi? Perché soprattutto questi bracconieri, quando venivano pescati nel loro paese, per questo fatto qui, rischiavano addirittura delle pene superiori ai 4 anni e delle multe elevatissime. E allora per quello qui noi avremmo bisogno, infatti ieri
il motivo anche di alcune astensioni, io le ho capite da parte delle opposizioni, soprattutto PD 5 Stelle, perché già in commissione avevano sollevato il caso di modificare e di aggravare le pene, però qui andiamo sul codice di procedura penale e allora a questo punto diventa molto più complicato e più complesso, questa norma non l'avremmo mai approvata. Noi però, grazie, perché pensi che questo è un iter lunghissimo, il mio collega Simone Bossi, eletto nella provincia di Cremona nella scorsa legislatura, e il senatore Maurizio Campari, che è stato eletto in provincia di Parma, erano partiti subito nel 2019, 2018-19 con questo disegno di legge e alla fine, quando stavamo per approvarlo in via definitiva in Parlamento, ad ottobre del 2022, cioè ad agosto 2022, il governo è caduto e di conseguenza tutti i disegni di legge vengono ripresentati. Io l'ho ripresentato infatti in un atto Senato, il numero 316, e abbiamo ripercorso velocemente, perché è frutto di tantissime audizioni, di tantissimo confronto, non solo col mondo della pesca, ma della conferenza Stato-Regioni, il confronto con tutti coloro che operano nel sistema, sia i volontari che i carabinieri, che coloro che operano per tutto il sistema dell'antifrode a livello nazionale, e siamo riusciti a comporre un testo che a nostro avviso è molto utile, molto importante, e sicuramente appena verrà approvato alla Camera darà risposte concrete sia ai pescatori, ma qui parliamo anche del tema della biodiversità, del tema del mantenimento, perché se io stordimento uccido tutto quello che c'è nel fiume in un'area perimetrata abbastanza ampia, vuol dire che la fauna ittica la comprometto in via definitiva. Allora noi dobbiamo essere in grado di far sì che, se c'è la possibilità per la pesca sportiva, per quelle attività che si possono fare, mirate, selezionate, con molta attenzione, eccetera, si possono fare. Per le altre attività invece illecite non si possono fare nel nostro paese. Tra l'altro, senatore, stavo guardando, peraltro in maniera non estremamente approfondita vista la fretta, ma si può fare, lo dico a beneficio di chi ci sta seguendo con molta calma, un documento in PDF che è stato messo a disposizione proprio dal Senato, sul sito del Senato, su questo fenomeno, no? Sì. C'è una spartizione del territorio che ricorda proprio le mafie sostanzialmente, con organizzazioni gerarchiche e suddivisioni territoriali da parte dei bracconieri, no? È un fenomeno Certo. paramafioso o mafioso Ma guardi che praticamente. noi nell'ambito, poi il problema vero è che nell'ambito di questo sistema, che abbiamo scoperto anche grazie a delle audizioni molto puntuali che abbiamo fatto in Commissione Agricoltura, le bande di pescatori sono spartite il territorio, non entrano mai in contrasto tra loro e hanno dei confini ben definiti, cioè ogni gruppo è composto da 10-15 persone, agiscono e poi si spostano immediatamente. I bracconieri poi arrivano sull'argine del fiume di notte col gommone, mettono in funzione l'elettrostorbitore, che poi è un congegno piuttosto semplice perché è una batteria dell'automobile collegata a un trasformatore regolabile, immergono l'asta nell'acqua e di conseguenza liberano le scariche che qui vengono storditi e attirati verso le reti tutti i pesci. I bracconieri poi sono in grado di catturare tutta questa fauna ittica, ma qui parliamo di pesci di carpe, ma anche pesci siluro, pesci che praticamente non andresti a pescare, però li riprendi in questo meccanismo e di conseguenza, anche perché poi ci sono tipologie di pesci che devi poi controllare prima di mandarli sul mercato. Addirittura, non essendo tracciabilità, qualcuno dice che vanno anche in parte sul mercato italiano, ma soprattutto parliamo dei paesi dell'est Europa dove utilizzano questo sistema e hanno dei canali di vendita privilegiati. I 5 Stelle vi hanno accusato di aver proposto un testo contraddittorio, pieno di scappatoie, eccetera, eccetera. Questa cosa è naturale polemica politica o altro? Sì, ma io ricordo i 5 Stelle che mi pare che la pesca dipende dal Ministero dell'Agricoltura. Mi pare che loro hanno avuto il Ministro dell'Agricoltura per un periodo importante. Se avesse voluto affrontare la scorsa legislatura insieme a noi, quando avevamo già depositato il testo, potevamo farlo e potevamo analizzare. Non possiamo permetterci, dopo 5 anni di lavoro, di perdere ulteriore tempo a discapito sia dei pescatori, ma a discapito dei turisti, dei cittadini, di tutti coloro che frequentano i laghi e i fiumi. Cioè noi questo danno qui enorme. Poi noi abbiamo visto veramente delle immagini, perché poi questi volontari che vanno
e scovano questi trafficanti di frodo, questi pescatori di frodo, si ricevono a volte botte. Noi abbiamo visto immagini, video di persone con il viso devastato perché questi poi, quando si sono visti scoperti, li hanno aggrediti, pestati e poi se ne sono scappati. Noi non possiamo permetterci che ci sia una mafia che gestisce i fiumi laddove l'attività di pesca dovrebbe essere sì importante, ma professionale, ma selettiva. Cioè, quando tu vai a incidere sulla fauna ittica, devi incidere in modo selettivo, non puoi incidere in modo, diciamo, estemporaneo e soprattutto in modo non selettivo da prendere tutto quello che capita, perché qui non va bene. E poi c'è anche il tema dell'utilizzo di questi prodotti. Perciò noi abbiamo fatto un ottimo testo. Già il fatto, io ho iniziato la mia attività molti anni fa facendo il sindaco, e quando l'opposizione si astiene è sempre un'astensione benevola. Perciò io credo che il testo sia condiviso da tutta l'Aula. Certamente che PD e 5 Stelle, ho sentito anche del collega Franceschelli l'intervento del collega Naturale, ci sono queste parti importanti perché loro insistono sull'aspetto relativo soprattutto al tema delle pene. Però se lei guarda, noi l'abbiamo detto, anche Fratelli d'Italia, anche Forza Italia, stanno detto i loro interventi, che comunque sul tema delle pene bisognerebbe incentivarle. Come le dicevo, se noi andiamo a toccare ancora il codice di procedura penale facendo ancora delle altre osservazioni, questo disegno di legge non finiva non questa, nemmeno la prossima, sperando che questa duri 5 anni. Allora, se lei ha ancora qualche minuto, senatore Bergesi, io vorrei da questo punto specifico allargare un pochino il raggio, perché nelle scorse settimane e mesi siamo stati alle prese con i trattori, con le proteste dell'intero mondo agricolo, no? Al netto di tutti i fenomeni più o meno folcloristici, diciamo, qual è stato il risultato ad oggi di quel periodo di proteste che sembrano un po' scemate, sia nella sostanza che nell'attenzione mediatica? Guarda, io credo che siano stati raggiunti degli ottimi risultati. Allora, noi diciamo che stiamo già lavorando su dei provvedimenti importanti, però la nostra azione, soprattutto l'azione che ha messo in campo la Lega, sia a livello nazionale che a livello europeo, in campo nazionale noi abbiamo agito col sistema dell'ascolto, sia verso le associazioni di categoria, col Diretti, Confagricoltura, CIA, sui quali noi abbiamo un ottimo rapporto e un ottimo ascolto durante tutto il periodo del nostro lavoro anche in Parlamento, sia comunque con tutte queste proteste libere di trattori, di agricoltori, di contadini che hanno fatto questa scelta, perché guardi che protestare è un costo. Un trattore quando va a protestare ti costa 300-400 euro al giorno e nessuno te lo paga, lo metti in tasca tua, non è che altri ti pagano il viaggio per andare a protestare. Su questo tema noi siamo intervenuti. I risultati raggiunti, guardi, essenzialmente sono importanti negli ultimi mesi che sono stati fatti. Intanto è stato prorogato, è stato stoppato, diciamo, l'approvazione del Nutri-Score, che è una questione molto molto delicata e che mette in crisi tutta la dieta mediterranea. Il secondo tema è quello dei terreni a riposo, il 4%. Noi abbiamo detto no a questo sistema. Infatti non è entrato in vigore e sicuramente sarà determinante l'elezione dell'8-9 giugno per dare una maggioranza diversa a questa Europa che sia fanatica sul Green Deal, ma sia un'Europa dei popoli e soprattutto un'Europa delle produzioni, che difende le produzioni locali. Il terzo tema è la risposta importante che noi abbiamo dato anche e soprattutto agli agricoltori italiani. Noi abbiamo approvato una legge importantissima in Parlamento, di cui sono io firmatario insieme al collega Centinaio, ma poi tutti i gruppi l'hanno sottoscritta, che è la definizione, oltre che l'articolo 2135 del Codice Civile, che è la definizione vera di come intendiamo noi l'agricoltore. Agricoltore, custode dell'ambiente e del territorio. E guardi, questa è una definizione importante. Non è più l'agricoltore inquinatore, l'agricoltore è colui che va nei campi e danneggia la natura, ma è colui che la custodisce. E dare questa definizione abbiamo fatto un passo in avanti anche a livello europeo, perché viene ripreso questo tema, se li guardo su tutti i tavoli, e verrà ripreso anche su quello del G7, perché ci fa il grande tema della sicurezza alimentare, che parte dalla produzione iniziale. Poi abbiamo il tema degli agrofarmaci. Noi abbiamo stoppato questa pericolosa misura, perché se noi andiamo a inserire che dobbiamo ridurre gli agrofarmaci, come era imposto l'Unione Europea, le produzioni italiane calavano il 60%. Io lo voglio dire chiaramente, ho assistito, guardi, proprio martedì alla presentazione
di Federpharma della parte che riguarda tutto il sistema degli agrofarmaci nel nostro paese. È vero, perché poi i giornali riprendono gli organi di informazione in modo... È vero che c'è stato un aumento del fatturato, perché c'è anche stato un aumento della produzione, ma l'agrofarmaco è fondamentale per la cura della pianta e per la cura dell'animale. Se vogliamo il benessere animale, quando l'animale ha una broncopolmonite, se non lo curi con un antibiotico, questo animale muore. Invece se lo curi ridiventa sano e poi si trasformerà magari nelle sue produzioni in carne che sia sana e salubre. Vale lo stesso per una pianta di agrumi, vale per una pianta di pesche, vale per una pianta di mele. Non dobbiamo vedere l'agrofarmaco come l'inquinatore, come il veleno. L'agrofarmaco è una cura e infatti tutte le registrazioni avvengono dopo che sono stati fatti dei passaggi determinanti degli agrofarmaci, perché se no non viene registrato il primo che capita. L'altro tema l'altro tema anche importante oltre questo è quello della semplificazione della PAC, che è un tema che è stato raggiunto nell'ultimo vertice, che noi abbiamo chiesto più volte, perché guardi, sul tema della semplificazione della PAC io credo che noi dobbiamo avere anche la capacità di pensare che noi la PAC vale, lo sappiamo, circa 37 miliardi, di cui 18 di arredo, però ci sono dei temi come la condizionalità, cioè la diversificazione delle culture, che sarebbe il vecchio greening anziché la rotazione, l'eliminazione di destinare quella quota minima di terreno a riposo, la maggior flessibilità degli Stati membri, definire quei periodi per quanto riguarda le pratiche consentite per la copertura del suolo, perché noi abbiamo anche questo tema importante, cioè l'agricoltura non è soltanto, io lo dico sempre per chi è dentro il sistema come noi, dentro le commissioni che seguono, non è soltanto cibo sintetico, altre cose, ma è veramente entrare nel meccanismo. E poi ci permette l'esenzione, questo è un tema che noi abbiamo chiesto a gran voce e anche il Ministro dell'Agricoltura, l'esenzione delle piccole aziende agricole, quelle di meno di 10 ettari, da quelli che sono i controlli e dalle sanzioni relative al rispetto dei requisiti di condizionalità. Guardi, sembrano cose banali, ma lei sa che nel nostro paese noi a fronte di 12 milioni di ettari coltivati abbiamo 700.000 quelle che sono nel nostro paese. E questo denota anche il fatto della dimensione delle imprese agricole, perché questo è un tema per il quale noi stiamo combattendo anche attraverso quello che è la legge approvata alla Camera dei Deputati sul ricambio generazionale. Poi le dico ancora questo, noi abbiamo approvato lo scorso anno il decreto che vieta nel nostro paese l'uso, la somministrazione, la commercializzazione del cibo sintetico, della carne sintetica, sia che riguarda il percorso umano che quello animale. Oltre a questo abbiamo dovuto affrontare con 4 decreti il tema dell'uso delle proteine a base di insetti. Allora, vede che noi abbiamo difeso il sistema agricolo del nostro paese. Allora, io la ringrazio per la sintesi. Adesso siamo arrivati alla conclusione della nostra conversazione. Chiedo scusa se mi accaloro un po' su questi temi. Assolutamente, gliel'ho chiesto io di fare il quadro, di quello che si è ottenuto. Quindi... un altro tema sul quale abbiamo lavorato in legge di bilancio, lo aggiungo ancora perché è un tema che riguarda tutta l'agricoltura italiana, che sono le assicurazioni in agricoltura, che grazie anche all'intervento nostro in Parlamento sono state erogate i pagamenti per quanto riguarda le polizze assicurative 2023 e il ministro Lollobrigida con molta attenzione ha garantito che le polizze 2022 verranno pagate entro il mese di aprile. Perciò abbiamo cercato di dare delle risposte concrete all'agricoltura italiana, perché è molto importante anche il sistema assicurativo. Senatore Bergesio, prima di salutarci, io non posso fare a meno, visto che ho citato la sua appartenenza alla commissione, lei è componente della commissione Segre contro il razzismo, l'antisemitismo, l'istigazione alla violenza, non posso fare a meno di citare proprio nella sua regione, l'abbiamo letto stamattina anche in rassegna stampa, il resoconto di quanto hanno manifestato ieri all'Università di Torino davanti all'Unitò di Torino, appunto all'università, gli studenti ebrei. Ci sentiamo discriminati e chiediamo che l'università non interrompa gli accordi con Israele. La storia è purtroppo nota, l'Università di Torino ha sospeso la partecipazione al bando del Ministero degli Esteri di collaborazione con le università israeliane. E ci sono parecchi studenti, giovani, anche ventenni, ebrei,
che frequentano l'Università di Torino, che dicono esplicitamente di subire violenza verbale e fisica e di nascondere la loro fede per paura. C'è un articolo abbastanza interessante oggi sulla Stampa, proprio sul quotidiano locale. Che fare? Ma guardi, noi abbiamo immediatamente sollevato questo, questo tema quando fu approvato da parte, mi pare del Senato universitario, fu approvata questa, diciamo, questo stop a quell'accordo che c'era per quanto riguarda l'università a seguito delle proteste che c'erano state. Se lei va a rivedere anche in aula in Senato, il mio presidente del gruppo Massimiliano Romeo è intervenuto prontamente il mattino successivo sollevando quello che era il tema e dicendo e chiedendo, condividendola con noi, una convocazione proprio della commissione Segre, che ad oggi non è ancora stata convocata, ma non perché non è voluto, credo solo per una questione di tempistica. In queste settimane avevamo le aule e le commissioni intasate di provvedimenti, nel quale chiediamo alla commissione Segre per audire, iniziando magari dal Ministero e comunque per audire le varie parti in causa e per capire che cos'è, che cosa si vuole arrivare, cioè in che modo si vuole arrivare per educare dei ragazzi a non fare delle differenze, io lo dico sostanziali, perché guardi che questo è un tema molto delicato, perché il tema dell'università si rivolge sul tema dei nostri figli, si rivolge sul tema anche di una libertà, di una democrazia. Io non credo che questa scelta sia un valore aggiunto, anzi io credo che bisogna dare la disponibilità, perché poi ci sono molte università che hanno accordi in funzione e li portano avanti in Italia, come abbiamo letto nei giorni scorsi, senza problemi. Io credo che il rispetto, da cui nasce, da questo estremismo di protesta che indirizza delle scelte, possono nascere dei pericolosi momenti di tensione nei quali diventa poi difficile gestire, perché si innesca dentro un meccanismo di comunità internazionali, di coloro che fanno della loro, del proselitismo politico, del fanatismo, e di conseguenza potrebbero mettere a serio repentaglio la sicurezza nazionale partendo proprio dalle scuole e dalle università. Allora, io ringrazio il senatore Giorgio Maria Bergesio, grazie, buona giornata. Grazie senatore. a voi Buon per il lavoro. vostro lavoro, un saluto caro agli ascoltatori. Grazie. Allora, tra poco con voi il direttore Giovanni Sallusti con Liberamente, l'editoriale del mattino. Poi ci risentiamo noi perché abbiamo ancora diverse cose da dire, visto che non c'è Antonio Maria Rinaldi impegnato in altre cose stamattina per la rubrica dal Parlamento europeo. Ci risentiamo tra poco, insomma. Qui Parlamento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.